Cerimonia ufficiale di inaugurazione della Kermesse Sora Città del Natale 2021. Sabato 11 dicembre da Piazza Santa Restituta ha preso il via il ricco cartellone di appuntamenti. Tanti gli eventi in programma che dall'8 dicembre al 6 gennaio animeranno la città volsca. Spettacoli teatrali, street food, incontri culturali, presepi, concerti e tante attività per i più piccoli. Il sindaco Luca Di Stefano ed il vice sindaco con delega alla cultura Maria Paola Gemmiti hanno fortemente incentivato l'iniziativa Sora Città del Natale 2021 per far tornare la città un centro di attrazione per tutto il periodo natalizio, coinvolgendo grandi e piccini in una vera e propria festa della città. Una città che rivive il Natale, e questo è grazie a tante persone, grazie alle associazioni che hanno dato veramente un grandissimo contributo. Io ho solamente cercato di mettere insieme i pezzi del puzzle, però il ringraziamento va dato a tutti quanti, dai dipendenti del Comune di Sora, agli uffici, i dipendenti dell'ambiente, i ragazzi del reddito cittadinanza, tutte le associazioni. Oggi siamo qui per i bambini, per le famiglie, perché al centro di questo progetto ci sono loro. Questa città deve tornare ad essere una città turistica dove tanta gente da fuori verrà a visitare la nostra fantastica città. Ecco, io un invito a tutti coloro che sono fuori di venire a visitare Sora, perché in questo mese di Natale è una città bellissima, con negozi fantastici, con tantissime attrazioni per i più grandi e più piccoli, e quindi oggi siamo a Cancelli per inaugurare un percorso dei presepi importante grazie all'associazione di Sora Antica, al comitato Sora Antica, e grazie a tante persone che veramente ci stanno dando il supporto per far sì che tutto ciò possa avvenire anche in futuro. È stata la nostra grandissima sfida, abbiamo lavorato, come ha detto il sindaco, con tantissime persone, dai dipendenti comunali, dai ragazzi del servizio civile, dai redditi di cittadinanza, da tutte le associazioni che hanno partecipato con un grande entusiasmo. Quindi noi abbiamo fatto veramente il coordinamento, non è stato facilissimo, abbiamo dovuto mettere dentro tantissime cose, però sarà veramente una città bella, basta guardare cosa c'è dietro di me, e questo è il messaggio che vogliamo portare a tutti quanti. Stiamo cercando di pubblicizzare il più possibile quanto è bella la nostra città, e noi l'entusiasmo, la forza, l'impegno ce l'abbiamo messo tutti, e adesso godiamocela. Buon Natale veramente a tutti. Grande ed importante l'apporto delle associazioni del territorio. Tutte infatti hanno collaborato per la riuscita della manifestazione. Sono già qualche anno che abbiamo iniziato con questo percorso presepiale nella zona di Cancelli a grandezza naturale. L'iniziativa è partita dall'associazione Sora Antica, ma che ha saputo coinvolgere le tante altre associazioni presenti sul territorio. Abbiamo immediatamente coinvolto la nuova amministrazione che si era appena formata, appena costituita, la quale ci ha immediatamente supportato con tutte le necessità di cui avevamo bisogno. Presente all'inaugurazione anche il consigliere regionale Loreto Marcelli, che ha voluto fare un plauso all'amministrazione per la riuscita del progetto Natale a Sora. Questa è una di quelle serate che vogliamo vedere tutti i giorni per la nostra città. Nonostante la nuova amministrazione si sia insediata da poco, io voglio fare un plauso perché ha cercato di approntare un programma molto ricco, e quindi la nostra città rivivrà sicuramente il Natale come ce lo siamo quasi dimenticato per l'emergenza Covid. D'altronde il problema ancora c'è, bisogna ancora non abbassare la guardia e vivere di questi momenti affinché ci diano il coraggio di ripartire in sicurezza, e ci diano il coraggio che queste luci siano la speranza per un nuovo percorso di riabilitazione, sia sotto il punto di vista Covid che sotto il punto di vista del rivivere la nostra città come è degna che debba vivere.